seconda giornata, forse quella più importante, sicuramente la più importante per Fiera Agricola, la Kermesse, che si segnala tra le più seguite, tra le più attese della regione Campania. Siamo a Pastorano, in provincia di Caserta. Ieri abbiamo sentito gli organizzatori, alcuni politici, anche perché Fiera Agricola è un grande contenitore di dibattiti, di scambi di opinione, non soltanto un appuntamento commerciale. E proprio oggi ne vogliamo parlare con chi rappresenta qui a Pastorano appunto l'amministrazione che ospita questa splendida Kermesse, non più provinciale ma nemmeno più regionale, perché comincia ad avere veramente una eco nazionale. È Vincenzo Russo che salutiamo questa sera, vice sindaco di Pastorano, con una delega importante che è proprio quella che riguarda questo settore, il settore del commercio, delle attività produttive. Allora, vice sindaco Russo, una Kermesse che ormai è tra le più seguite in tutto il Mezzogiorno, un interesse sempre crescente, ne parleremo poi dopo con gli organizzatori. Il comune di Pastorano però, almeno giornalisticamente possiamo dire, dovrebbe prendere un impegno più concreto, quello di creare un'area fiera degna di questo nome, perché ci dicevano l'altro giorno Angelo Aezza, Gaetano Marucci, che sono le colonne portanti di questa manifestazione. Si sta sempre più stretti, cresce l'interesse, cresce il numero degli espositori, ma non cresce lo spazio a disposizione. Vice sindaco. Innanzitutto buonasera, benvenuto alla seconda serata della Fiera Agricola a Pastorano. Dopo aver tagliato il nastro di partenza, diciamo, di questa manifestazione ieri, oggi con grossa soddisfazione noto che c'è molta gente, ci sono molte persone che sono venute a visitare, con un grosso orgoglio da parte nostra come amministratori del comune di Pastorano, e con un grande ringraziamento agli organizzatori, l'amico Angelo Aezza e l'amico Gaetano, che ogni anno che passa per questa fiera agricola di Pastorano organizzano sempre in una maniera meravigliosa. Rispondo subito alla domanda che mi ha fatto il giornalista Sasà Minieri, inerente all'amministrazione, cosa sta facendo per un'eventuale nuova area agricola sul territorio di Pastorano. Un'area agricola per una fiera sul territorio di Pastorano certamente non si organizza in pochissimo tempo. L'amministrazione di Pastorano ha individuato già una zona sempre nel territorio di Pastorano per riuscire a fare un'area fiera. Seppure io lancio una pietra in uno stagno ogni anno, ci dispiace che sia uno stagno un po' silenzioso. E infatti, perché è un po' silenzioso? Perché noi, pur essendo istituzione, però certamente non abbiamo i poteri che possono avere altre istituzioni molto più grandi di noi. Infatti, dicevo, ogni anno quando c'è l'inaugurazione vediamo la passerella di parecchi politici regionali a livello di parecchi onorevoli, dove nella inaugurazione a parole tutti vogliono dare una mano per cercare di ampliare questa fiera, per cercare di individuare un sito più idoneo a questa fiera. Io sinceramente non parlo più come amministratore, ma parlo come cittadino di Pastorano. Diverse volte ne ho parlato con gli organizzatori. Io ritengo che oltre che, ripeto, l'amministrazione ha individuato già un'area fiera e tutto, però per avere un'area di proprietà comunale sarebbe forse il caso di intavolare con provincia, noi comune, regione, o anche l'assenso di parecchie associazioni, vedi ieri il presidente della Coldiretti, sedersi a un tavolo congiunto, sedersi a tavolino, sì, fare un tavolo congiunto e cercare di individuare una soluzione che può essere anche quest'area dove adesso si sta svolgendo la 7ª fiera agricola
agricola. Può essere anche questa perché è un'area buona, un'area vicino all'uscita autostrade di Capua, un'area strategica. È un'area strategica. Logicamente però per acquistare quest'area ci vogliono dei fondi, che il comune di Pastorano non si può permettere di impegnarsi in prima persona. Però interrompo un attimo il vice sindaco Russo, perché parlavamo di area strategica, parlavamo di vicinanza alle strutture più importanti di comunicazioni. In realtà però abbiamo un po' la contraddizione di questo argomento vivente, che è il sindaco di Rocchetta e Croce, che ci è venuto a trovare, sempre presente a queste manifestazioni, il dottor Vincenzo Laurenza, che alla faccia della dislocazione di Rocchetta e Croce, diciamoci la verità, certamente non è al centro del porto di Ostia o nei pressi del Colosseo, anzi è un centro, direbbe qualcuno, un po' dimenticato da Dio lì dov'è. Invece dimenticato non è, perché riesce a essere al centro di un volano di sviluppo delle tipicità, delle eccellenze. Ultimamente mi parlava proprio il sindaco di qualcosa attinente a slow food o qualcosa riguardante la qualità dei prodotti della zona. Passiamo un attimo il microfono al sindaco Laurenza. Se il vice sindaco Russo, vice sindaco di Pastorano, dice che questa zona è fondamentale perché è un nodo per lo sviluppo, come ha fatto Rocchetta e Croce a svilupparsi pur essendo lontana dalle traiettorie solite, importanti? Rocchetta è costretta ad affidarsi alle tipicità e alle caratteristiche peculiari che solo in quei territori ci stanno. D'altra parte non si può negare tutto a qualcuno, noi abbiamo qualche cosa di salubre che in altri posti non ci sono. Però riprendendo il discorso che faceva il vice sindaco, io lancio qua una proposta, buttata là. Noi adesso abbiamo l'associazione Demetra che è presente in fiera e si sta occupando ovviamente di un fatto strettamente culturale, associativo. Però si potrebbe pensare ad un coordinamento dei sindaci della zona, aiutare il comune di Pastorano, che rimarrebbe una sorta di comune capofila, e dare uno sviluppo maggiore mettendo insieme una serie di comuni che siano interessati allo sviluppo di questa zona, creare una sorta di coordinamento. E potrebbe essere l'inizio, perché io sono convinto che attraverso questo tipo di associazioni ci sarà un futuro, perché ognuno a sé stante diventa sempre più difficile avere le caratteristiche giuste e si potrebbe pensare a qualcosa del genere. Secondo me potrebbe essere molto molto propositivo, perché andrebbe a creare un interesse maggiore di comuni con magari delle aree specifiche per la cultura, per la divulgazione scientifica, per le tipicità. Ovviamente allora facciamo una cosa, passiamo a Giovanni Marrocco, che oltre a essere che potrebbe essere il volano di questa cosa. Ecco, questo volevo, il sindaco mi anticipa, sarebbe un ottimo collega il sindaco Laurenza, visto che c'è il dottor Giovanni Marrocco, che oltre ad essere consigliere comunale di maggioranza a Calvi Risorta, uno dei comuni più importanti per tanti motivi della zona, è anche il presidente di Demetra, di un'associazione che in questo momento potrebbe, come giustamente diceva il sindaco Laurenza e chiedeva il vice sindaco Russo, Demetra potrebbe essere quantomeno il volante, il volano di collante per creare un'associazione temporanea dei sindaci, delle entità comunali presenti sul territorio. Giovanni Marrocco, vogliamo lanciare ufficialmente per la prima volta questa iniziativa? Magari l'anno prossimo se ne farà anche carico Angelo Aiezza di darci degli spazi per una consulta intercomunale, un consorzio intercomunale. Ma io, come ho ribadito anche in qualche altra occasione, le nostre finalità si accomunano a quella della fiera agricola, dove da visitatore siamo stati presenti negli anni passati e con soddisfazione possiamo dire di essere presenti qui con lo stand della nostra associazione, proprio perché riteniamo che le associazioni possono dare un notevole contributo allo sviluppo dell'economia locale. Questo perché in qualche maniera le amministrazioni hanno qualche difficoltà di tipo anche burocratico, ma che con la spinta di una associazione, di una o più associazioni, chiaramente potremmo in qualche maniera dare una spinta.
Potrebbe essere il prossimo passo della sua associazione, dottore Marrocco, chiamare a raccolta i sindaci e tutti gli amministratori. È quello che ci stiamo prefiggendo, perché realmente riteniamo che il nostro contributo possa essere valido e comunque fare da collante con le amministrazioni di tutto l'Agro Galeno, in modo tale da rendere fruibile questo territorio mortificato da tante situazioni che non stiamo qui ad elencare. Diciamo da una politica molto disattenta, soprattutto negli ultimi anni, a livello centrale governativo, forse a livello regionale, diciamo di ogni ordine e grado. Si è pensato poco alle famose tipicità alle quali faceva riferimento il sindaco Laurenza. Abbiamo delle eccellenze che non valorizziamo. Siete d'accordo? Sì, siamo perfettamente d'accordo, anzi è quello che ci proponiamo di fare. Naturalmente raccordandoci con gli amici amministratori tutti, è chiaro che potremmo fare molto e sederci tutti a un tavolo, chiamando anche altre associazioni, e in questo modo poter aiutare anche chi, come gli organizzatori della fiera agricola di Pastorano, hanno speso molto per poter realizzare quello che oggi possiamo vedere con i nostri occhi e avere appunto la possibilità che molti visitatori anche da lontano vengono per visitare questo evento, questa manifestazione così importante. E a proposito di questa manifestazione così importante, passiamo il microfono ad Angelo Aiez, che è praticamente i muscoli, la testa di questa manifestazione così estesa, anche così faticosa. Angelo, sei uno degli imprenditori più importanti di questo settore. L'anno prossimo possiamo prendere un impegno, dare uno spazio a tutti i comuni, degli stand dove unire tutti i comuni per un progetto che possa mettere insieme tutte le tipicità sotto l'egida, sotto la benedizione, tra virgolette, della fiera agricola. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo e per noi non è un problema dare spazio all'associazione per creare un tavolo con i comuni e per discutere di questa situazione. Però io voglio dire che il tempo è brevissimo. Noi dopo 7 anni abbiamo portato questa fiera a questo livello, però oramai siamo arrivati. Noi l'anno prossimo c'è il rischio che non possiamo fare più la fiera agricola a Pastorano, per problemi di spazio su questo e questo lo rivolgiamo al vice sindaco Russo soprattutto, perché c'è questo, sarebbe veramente un controsenso non riuscire più a portare al pubblico la manifestazione più interessante, più noi adesso su questo posto che stiamo adesso è l'ultimo anno che possiamo fare la fiera agricola. L'anno prossimo non possiamo fare più fiera a questo posto. Per quale motivo, Angelo, se possiamo saperlo? I motivi sono due. Sì. Il primo motivo è problemi di spazio. Questo è un suolo di circa 18.000 metri di terreno che non basta più. Siamo strettissimi, abbiamo delle richieste enormi da soddisfare. Infatti quest'anno già abbiamo dovuto dimezzare i metri da dare agli espositori. Chi ci chiedeva 500 metri ce ne abbiamo dati 300, chi chiedeva 100 metri interni ce ne abbiamo dati 50. Sì. Però poi abbiamo un ulteriore problema, il problema di parcheggi. Noi la struttura di fronte alla Multicedi ha messo sempre a disposizione il parcheggio per la fiera agricola, dove siamo stati avvisati che quest'anno è l'ultimo anno che potrà aiutarci. Salutiamo il vice sindaco di Pastorano, il dottor Vincenzo Russo. Saluto, abbiamo purtroppo sforato terribilmente con il tempo, il sindaco di Rocchette Croce, Vincenzo Laurenza. Grazie dottor Laurenza. Saluto Giovanni Marrocco, il dottor Marrocco, amministratore a Calvi Risorta, ma soprattutto editore di Demetra TV, che state guardando in questo momento, e ringrazio il padrone di casa, perché che se ne dica, in questo momento è il padrone di casa, Angelo Aiez. Noi ci fermiamo qui, seguiremo nei prossimi giorni, gli altri 2 giorni che ci sono di fiera, tutte le manifestazioni e gli eventi più importanti. State con noi, questa è Demetra TV, grazie.